Fabrizia Triolo è il nuovo componente della commissione prefettizia di Lavagna. Subentra Paolo Dattilio, nominato prefetto a Massa Carrara, confermate le elezioni in primavera. Sestri Levante, chiusi 3 ponti per consentirne la messa in sicurezza. Sono il ponte della Pestella, quello di via Pian del Fiume e la passerella pedonale in ferro sul Gromolo. Riparte il progetto Meglio a Casa. L'obiettivo è quello di ridurre i ricoveri ospedalieri non indispensabili. Sono coinvolti tutti i comuni della ASL 4. I lavori in via Castellaro a Zoagli potrebbero partire entro la fine di novembre. Sindaco e Regione stanno cercando di arrivare al termine dell'iter burocratico. La strada è chiusa dal 2007. Il vero riposo non è la fuga dalla realtà, così il Papa all'udienza di questa mattina, parlando della santificazione delle feste. La domenica, ha spiegato, è il giorno per far pace con la propria storia. Terzo giorno del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Il Vescovo ha affidato a Maria le linee pastorali della Chiesa chiavarese. Ieri sera la processione au flambeau all'Esplanade. Accogliere Gesù nella propria vita è il fratello che ci sta accanto. L'invito a tornare all'essenziale della fede è stato formulato durante la festa per Nostra Signora della Guardia al Santuario Mariano di Gattorna. Buonasera a tutti, bentornati a Tiguglio Oggi. Momento di commiato questa mattina a Lavagna da parte del commissario straordinario Paolo Dattilio, nominato prefetto di Massa Carrara. È il secondo membro della commissione a lasciare l'incarico dopo Raffaele Sarnataro. Al suo posto una donna, Fabrizia Triolo. Questa mattina in comune l'incontro con la stampa e il saluto dei dipendenti comunali. Sentiamo. Si chiama Fabrizia Triolo, il nuovo membro della commissione che guiderà il comune di Lavagna verso le prossime elezioni. Ha 57 anni ed è viceprefetto vicario a Savona, 16 anni nell'ufficio di gabinetto a Genova, poi promossa a viceprefetto con incarichi ad Alessandria e a Brescia, infine l'arrivo in Liguria. Il suo incarico a Lavagna dovrebbe durare meno di un anno, in quanto i commissari hanno confermato che le elezioni si terranno la prossima primavera. L'approccio a questa esperienza è assolutamente positiva, con molta serenità, non è il primo commissariamento, affronteremo e, come dicevo prima, studieremo, ascolteremo, molto importante, è una componente sia dall'interno che le eventuali voci che dall'esterno volessero incontrarmi, e si affronteranno tutte le situazioni che man mano verranno a rappresentarsi. Fabrizia Triolo ha già incontrato gli altri 2 commissari, Serra e Parente, e ha avuto modo di studiare le carte. Dopo 1 anno e 6 mesi di commissariamento già partito per il motivo che ricordava lei, di fatto questa è un'attività amministrativa, non ho il primo impatto e molte delle attività fondamentali sono state già avviate. Lascia invece Paolo Dattilio, nominato prefetto di Massa Carrara, commissario a Lavagna dal giugno del 2016. Questa mattina Dattilio ha salutato i dipendenti comunali. Noi abbiamo svolto la nostra attività sulla scorta delle indicazioni che la Commissione d'accesso ci aveva dato e quindi abbiamo cercato di ripristinare delle regole, dare un senso di legalità, un senso di sicurezza all'interno della struttura comunale e all'esterno. Certamente come siamo dei tecnici, quindi in un comune, in un territorio, quando arriva una commissione, non è una commissione pulita, una commissione tecnica scontenta tutti, oppure accontenta pochi, perché i commissari devono applicare le regole e le disposizioni di legge, le regole della politica sono diverse. Parliamo di trasporti. Scatterà da sabato, su richiesta della Regione, il piano di incremento dell'offerta di Trenitalia sulla linea Sestri Levante Savona. Sarà in particolare garantita la frequenza di un treno ogni mezz'ora, come nelle giornate feriali, e dal 17 settembre 4 nuovi treni, da Savona a Genova Quarto, da Savona a Genova Brignole e da Genova Brignole a Savona. Oltre ai nuovi treni, osserva l'assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino, sarà estesa la periodicità di alcuni regionali anche ai sabati e in alcuni casi anche alle domeniche, sempre sulla linea Savona-Sestri Levante. Il piano è il frutto dei tavoli tecnici per far fronte all'emergenza conseguente al crollo del Ponte Morandi. E dopo il recente accordo tra ATP e AMT, Città Metropolitana intende coinvolgere direttamente le ferrovie. Dobbiamo puntare a un biglietto integrato gomma-ferro, spiega Claudio Garbarino, consigliere incaricato ai trasporti, e dobbiamo farlo, aggiunge, senza aumenti per le tasche delle persone. Garbarino spera in un incontro a breve nell'apertura di un tavolo di trattativa e parla apertamente di un'integrazione tra ATP e ferrovie. Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio, che dice sarebbe utile consentire all'azienda di far utilizzare il trasporto ferroviario ai suoi utenti, alleggerendo il traffico su gomma senza incidere sulla sostenibilità del suo bilancio.
Cambiamo tema e andiamo a Sestri Levante. Il Comune ha effettuato una verifica straordinaria dello stato di salute dei ponti e delle passerelle presenti su tutto il territorio comunale. All'interno di un quadro generale rassicurante sono emerse 3 situazioni che richiedono interventi di manutenzione tempestiva e che saranno chiusi per consentirne la messa in sicurezza. Ma sentiamo. Siamo a Sestri, nei pressi del Ponte Pestella sul torrente Petronio. Il ponte sarà chiuso oggi al traffico veicolare per una serie di accertamenti che dovranno essere fatti sul pilone centrale. Questo intervento rientra in una serie più ampia di monitoraggio dei ponti e delle passerelle sestresi. Abbiamo intensificato e velocizzato quelle che sono le verifiche ordinarie annuali che facciamo sui ponti attraverso verifiche straordinarie anche con l'ausilio di ingegneri strutturisti. La situazione generale sulla maggior parte dei ponti è una situazione tranquillizzante senza particolari evidenze. Ci sono 3 situazioni particolari invece che richiedono degli interventi che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e pertanto abbiamo scelto di attuare la chiusura in particolare al traffico veicolare di alcuni di questi. Cosiddetto Ponte della Pestella, quello che poi permette di andare a Casarza o di ritornare verso Sestri, che ha bisogno di una stabilizzazione di un pilone in particolare che attueremo nelle prossime settimane, un ponte che già si chiude quando ci sono episodi di allerta arancione, quindi è già un ponte sotto osservazione. Poi abbiamo sempre in chiusura da oggi una passerella pedonale soltanto ad utilizzo pedonale nella zona prima di Santa Vittoria, più o meno nei pressi dell'autolavaggio, che ha bisogno di un consolidamento della pavimentazione sostanzialmente, e poi abbiamo un ultimo ponte che chiuderemo solo al traffico veicolare lasciando il percorso pedonale, che è il ponte che consente di arrivare a via Pian del Fiume sempre sul torrente Petronio. È un ponte molto antico, un ponte medievale, e ha bisogno di un ripristino dei mattoni che sono al di sotto dell'asfalto su cui si cammina. Sempre a Sestri Levante il gruppo di minoranza della Lega denuncia lo stato di degrado del tratto sestrese delle Gallerie di Sant'Anna. I consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi hanno presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta di sottoporre la questione ad ANAS per un tempestivo intervento di ripristino. Il gruppo inoltre ha avanzato una mozione per chiedere alla Giunta Ghio di completare la barriera pedonale di via Fasce, ora interrotta all'imboccatura di Corso Colombo. I consiglieri spiegano che attualmente il passaggio di numerosi pedoni avviene al di fuori del regolare attraversamento, correndo il rischio di essere travolti. E ora la salute. A settembre riparte il progetto annuale promosso da Regione Liguria Meglio a Casa, che è dedicato ai cittadini residenti nei 3 distretti sociosanitari, Sestri Levante, Rapallo e Chiavari, di cui è capofila, oltre che nell'entroterra. L'obiettivo è quello di ridurre i ricoveri ospedalieri non indispensabili. Sentiamo. A settembre riparte il progetto regionale Meglio a Casa. In che cosa consiste esattamente? Il servizio consiste concretamente in un'assistenza domiciliare della durata di 1 mese, e per questo mese questa assistenza è gratuita. Ovviamente è rivolto ad un certo tipo di persone, che sono le persone più anziane, cioè oltre i 65 anni, o comunque anche persone più giovani ma con particolari fragilità e con particolari situazioni familiari di solitudine. Diciamo che l'obiettivo primario di questo progetto è quello di tenere in ospedale il meno possibile le persone che abbiamo identificato e nello stesso tempo di mandarle in ospedale nel momento in cui ne hanno veramente bisogno. Come si fa ad aderire? Cioè, quali sono le pratiche burocratiche per partecipare? Allora, per aderire si fa domanda e qualcuno bisogna che si rechi o segnali la cosa ai servizi sociali. I servizi sociali ricevono praticamente tutti i giorni, tranne il martedì. Ricordo che il lunedì mattina l'assistente sociale riceve allo sportello di prossimità presso il Tribunale di Chiavari, e comunque la prassi, la via è sempre la stessa. Bisogna presentarsi, segnalare, far presente la situazione, poi c'è una verifica. Ancora l'attualità di oggi che ci porta a Zoagli. Il Comune sta lavorando per riaprire al traffico via Castellaro, la strada ad anello che gira attorno alla galleria sull'Aurelia. L'iter burocratico per ottenere i fondi necessari all'avvio del cantiere è durato oltre 1 anno. Ora il sindaco conta di far partire i lavori di ripristino del versante entro la fine di novembre. La sintesi nel servizio.
Chiusa al traffico dal 2007, per via Castellaro a Zoagli forse si apre uno spiraglio. Proprio in queste ore Comune e Regione stanno definendo gli ultimi passaggi di un iter durato più di un anno. L'amministrazione è in attesa della mail che avvia la procedura per lo sblocco dei contributi. Arriverà a breve dall'ufficio tecnico regionale, dopodiché dovrà passare in consiglio comunale e poi rispedita a Genova. Soltanto dopo questi passaggi potrà partire la messa in sicurezza del versante, tanto attesa dagli abitanti della zona. La strada, che gira ad anello attorno alla Galleria Castellaro, lungo l'Aurelia, è in questo stato da 11 anni. Era già stata chiusa nel 1995, ricorda il sindaco, poi riaperta nel 2002. Nel 2007 un cedimento del versante ha riportato le transenne e il blocco alla circolazione. Adesso la via è in stato di abbandono. Lo scorso anno a ottobre il Ministero dell'Ambiente aveva approvato il piano frane regionale, sbloccando oltre 2 milioni di euro per la Liguria. Un contributo era previsto proprio per via Castellaro, 560.000 euro, di cui 100.000 a carico del comune di Zoagli. Fondi derivati dalle accise della benzina, non così facile da trasformare in soldi veri, tanto che l'iter per ottenerli è ancora in corso. Qualche giorno fa una signora che da 50 anni vive parte dell'anno in via Castellaro ha affidato a Facebook, sotto il post del 2017 che annunciava il finanziamento, la speranza di riuscire a vedere la fine dei lavori. Il sindaco Franco Rocca ritiene che gli ultimi tasselli con la Regione, l'invio della PEC col contratto, il via libera del Consiglio e l'approvazione finale della Regione si possa concludere nelle prossime settimane. I lavori potrebbero partire entro fine novembre, spiega Rocca, che poi ringrazia l'ingegnere Berruti e l'assessore regionale Giampedrone. Finalmente una buona notizia per via Castellaro a Zoagli, frequentata dai residenti e in passato anche dai turisti per il panorama mozzafiato sul golfo e dai ciclisti che la utilizzavano per evitare l'ingresso alla galleria sull'Aurelia. La cronaca: i carabinieri di Rapallo hanno arrestato un operaio del posto di 49 anni che doveva scontare 5 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta. Il reato era stato commesso nell'aprile 2008 a Genova. L'uomo è stato portato nella casa di reclusione di Chiavari. I carabinieri di Santa Margherita Ligure invece hanno denunciato 2 cittadini stranieri di 26 e 30 anni per insolvenza fraudolenta. I 2 uomini hanno soggiornato in un hotel del centro dal 29 luglio al 1 agosto senza saldare il conto di 700 euro. Siamo all'informazione religiosa. La domenica è il giorno per fare pace con la propria storia. Così il Papa all'udienza generale di questa mattina in piazza San Pietro. Il riposo, ha detto Francesco, non vuol dire evadere con il divertimento, ma benedire la realtà e riconciliarsi con la vita. La sintesi nel servizio. Il riposo è il momento per ringraziare, è un tempo per guardare la realtà e dire com'è bella la vita. Nel parlare della santificazione delle feste, il Papa si sofferma così sulla domenica e dice non va vissuta per cancellare gli altri giorni, ma per ricordarli, benedirli e fare pace con la vita. Dunque, spiega Francesco, la vera pace non si trova fuggendo dalla realtà. La società odierna è assetata di divertimenti e vacanze. L'industria della distrazione, ascoltate bene, l'industria della distrazione è assai fiorente e la pubblicità disegna il mondo ideale come un grande parco di giochi dove tutti si divertono. Il concetto di vita oggi dominante non ha il baricentro nell'attività e nell'impegno, ma nell'evasione. Guadagnare per divertirsi, appagarsi. L'immagine modello è quella di una persona di successo che può permettersi ampi e diversi spazi di piacere. Questa mentalità, prosegue il Papa, fa scivolare verso l'insoddisfazione di un'esistenza anestetizzata dal divertimento, che alla fine non è riposo, ma alienazione. Così come il bene non si impone, ma va scelto, anche la pace si sceglie, non si può imporre e non si trova per caso. L'uomo non si è mai riposato tanto come oggi, eppure l'uomo non ha mai sperimentato tanto vuoto come oggi. Oggi terza giornata del pellegrinaggio diocesano a Lourdes. Durante la messa nella chiesa di San Joseph il vescovo ha esortato la chiesa di Chiavari a camminare lungo la strada dell'unità e della comunione. In queste ore stiamo inoltre raccogliendo le testimonianze degli ammalati presenti a Lourdes e anche dei volontari. Stiamo seguendo infatti in tutti questi giorni il pellegrinaggio. Vediamo allora il servizio.
Nel cuore di Lourdes, dove Maria si chinò sulle sofferenze fisiche ed interiori degli uomini, il vescovo diocesano ha affidato alla Vergine le linee pastorali della Chiesa chiavarese, emerse dall'Assemblea Sinodale di giugno. Monsignor Tanasini le ha ricordate nella Chiesa di San Joseph. Per un amore rinnovato a Cristo è necessaria unità e comunione, aspetti, ha lamentato, che spesso mancano. Sono consapevole dei nostri limiti, delle nostre fragilità, delle nostre debolezze. Sono consapevole che la nostra Chiesa subisce una frammentazione continua, manca questo senso di unità profonda, di comunione forte. Non siamo cresciuti interiormente. Di qui l'affidamento della diocesi a Maria per ottenere da lei la grazia della guarigione. Questa particolare attenzione agli ammalati, ma non soltanto del corpo, ma anche dello spirito, perché noi consideriamo molto le guarigioni, i miracoli, ma sappiamo che molti di più sono le guarigioni interiori, le consolazioni nuove, i cambiamenti di vita, e tutto questo è opera dell'intercessione dell'Immacolata. Ieri sera i pellegrini hanno partecipato alla processione au flambeau all'Esplanade. Da questa mattina ha preso il via un'altra giornata intensa di preghiera. Tutti elementi di un pellegrinaggio che sta riempiendo il cuore degli ammalati e dei volontari che li accompagnano. I lavori sono tanti, c'è a monte un'organizzazione assolutamente incredibile che deve organizzare tutto nei minimi particolari e quindi appunto c'è una grossa organizzazione alle spalle. Tutto molto bello perché sono tutti molto disponibili ad aiutarsi uno con l'altro. È molto bello perché ci siete tutti voi che mi siete molto vicini. Mi ha emozionato moltissimo la Basilicata e anche questa qua giù internazionale, è stato molto intenso. Veniamo in diocesi. La comunità di Gattorna ha festeggiato nei giorni scorsi Nostra Signora della Guardia. La messa solenne, animata dal coro parrocchiale, è stata presieduta da Don Mario Moltedo, che ha invitato a tornare all'essenziale della fede. È accogliere la parola più bella emersa durante le celebrazioni per Nostra Signora della Guardia al santuario di Gattorna. Accogliere Gesù nella propria vita, ma anche il fratello che ci sta accanto. Due aspetti che rappresentano l'essenziale della vita di fede di ciascuno. Il richiamo a tornare al cuore del Vangelo è stato espresso durante la messa solenne da Don Mario Moltedo, vicario foraneo della Fontana Buona, e fatto proprio dalla comunità di Gattorna. Questo modo discreto di Maria di riportarci a ciò che è essenziale, a ciò che conta, forse abbiamo sempre un po' da ritrovarlo, da riscoprirlo, perché a volte, ecco, questo lo aggiungo io, forse rischiamo a volte di cercare lo straordinario, no? L'eccezionale, il miracolo, e ecco che se aiuta, se serve, può anche accompagnarci, però a volte rischia di farci perdere di vista quella normalità e quella grandiosità che è il dono che abbiamo già tra le mani. Il santuario ha richiamato fedeli non soltanto dalla zona di Gattorna. Le persone sono accorse da luoghi diversi del territorio per soffermarsi in preghiera nei vari momenti della novena. Tappe significative sono state la messa del mattino e la celebrazione presieduta da Don Mario Cagna con il rito dell'unzione degli infermi. Davvero la figura di Maria nella devozione popolare dei nostri paesi è legata a un affidamento nei momenti di difficoltà, di fatica, di malattia, e quindi la gente, il sentimento, ecco, il modo che mi pare di vedere, di cogliere, è quello di chi viene a raccomandare ad una mamma le proprie necessità. La parrocchia di Santa Maria di Ne festeggia la Natività della Vergine venerata nella cappellina di Ponte di Gaggia. È iniziato il tempo della preparazione, domani alle 19 la messa, alle 20 la recita del Rosario e un momento di fraternità nell'area verde Pertini. Messa alle 19 anche venerdì sera. Sabato, giorno della festa, la celebrazione solenne sarà al mattino alle ore 11, il canto dei Vespri alle ore 20, seguirà la processione. È stata restaurata a Santa Margherita Ligure la fontanella della Madonnina di Ghiaia. L'opera è stata ripulita e riportata al suo antico splendore. L'inaugurazione ufficiale è in programma venerdì 7 settembre alle ore 17:30. Saranno presenti le autorità, la sovrintendenza e i restauratori.
Al via domani, giovedì 6, la quinta edizione del Festival della Comunicazione di Camogli, che ha come tema Visioni, con la Lectio Magistralis dell'architetto e senatore a vita Renzo Piano. Il suo intervento mostrerà la sua idea del nuovo ambiente urbano e del rapporto che intercorre tra architettura e società. La riflessione partirà dai tragici fatti della vicina Genova, dal crollo del Ponte Morandi. L'incontro si terrà alle 17:15 nel Teatro Sociale di Camogli. E 4 treni straordinari sono stati messi a disposizione in occasione della Sagra del Fuoco di Recco, in programma dal 7 al 9 settembre. Anche quest'anno, annuncia l'assessore regionale al turismo e ai trasporti Gianni Berrino, cittadini e turisti avranno a disposizione, grazie al contributo regionale, convogli straordinari, oltre a quelli previsti dalla normale programmazione, così per poter raggiungere e ripartire da Recco. E ora vediamo tutti gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per giovedì 6 settembre. Come ogni primo giovedì del mese è possibile visitare la Camera di Donnando, dalle 16 alle 18 nel centro di San Salvatore di Cogorno. Seconda giornata de Le Mani come Strumenti, il mercatino dell'artigianato a Sestri Levante. Sarà presente in Piazza Bo, dalle 16 a mezzanotte. La mostra di acquerelli del pittore Roberto Curotto sarà inaugurata a Chiavari, nella sala espositiva di Podestà Sedie, in Corso De Michel, alle ore 17:50. Ballo liscio, sempre a Chiavari, con l'orchestra Diego Sanguineti. L'inizio è alle 21, dalla colmata Mare, lato Levante. All'oratorio Sant'Erasmo di Sori andrà in scena il concerto del duo Il Volo, composto dal flautista Alessandro Crosta e dalla pianista Nadia Testa. L'inizio è alle 21. E infine l'archeologa Monica Baldassarri terrà un intervento dal titolo Godano, un imponente castello e una zucca clandestina nella Liguria di Levante. Alle ore 21 in Piazza del Popolo a Levanto, davanti alla loggia medievale. A proposito di turismo, Confesercenti Rapallo torna a chiedere un tavolo d'incontro per parlare della questione della tassa di soggiorno. Lo fa con una mail a voce di Enrico Castagnone, coordinatore di Confesercenti del Tiguglio. Sottolinea che Confesercenti Assohotel a suo tempo è stata la promotrice dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nel comune di Rapallo. Alla luce, si legge nella nota, delle risultanze più che positive avute anche in altri comuni, tra i quali la stessa Genova. Resta nostra convinzione, prosegue il comunicato, che la maggior parte dei fondi deve essere destinata alla promozione turistica del territorio, a livello sia nazionale sia internazionale. Benvengano manifestazioni locali importanti, ma servirebbero prima di tutto delle infrastrutture tali da poterle supportare. Condividiamo quanto detto dal presidente dell'Ugal Aldo Verdin, che parla della possibilità di chiudere per la prima volta l'Hotel Excelsior nel periodo autunnale, e questo non perché sia giusto interrompere l'attività, tutt'altro, ma perché bisogna prendere atto realisticamente dell'attuale andamento dei flussi turistici. Di qui appunto la richiesta di un nuovo tavolo per affrontare la questione. Cambiamo argomento. I nati del 1938 del Tiguglio si riuniranno per un momento conviviale al ristorante Il Frantoio di Carasco domenica 16 settembre alle 12:30. Per partecipare occorre prenotare chiamando Antonio Franceschini al numero telefonico 329 297 9946. Sarà l'occasione per festeggiare il traguardo degli 80 anni di vita. I partecipanti possono venire accompagnati dalla propria moglie o dai figli. Attualmente ci sono già 30 iscritti. Concludiamo con lo sport. Barcelloneta, Eger, Dinamo Mosca, Steaua Bucarest e Stella Rossa sono le prime avversarie della Prorecco in Champions League uscite dall'urna di Barcellona. Le altre due squadre di pallanuoto che completeranno il girone A della Prorecco si conosceranno soltanto il 10 ottobre al termine delle fasi di qualificazione. La Final 8 si disputerà ad Hannover dal 6 all'8 di giugno. L'associazione Rupinaro Sport ha formato una squadra di calcio femminile che parteciperà al campionato di eccellenza. Sarà guidata da Elio Ghilino, già allenatore della femminile juniores della Lavagnese e del settore giovanile di varie società. Al suo fianco Massimiliano Monteverde e Nicola Sivori, preparatore dei portieri Jacopo Longinotti. Le ragazze sono 24 e già da giorni hanno iniziato la fase di preparazione atletica. La squadra giocherà e si allenerà sul terreno della Colmata Mare di Chiavari. La presentazione ufficiale avverrà domenica 9 settembre alle ore 21 al campo della scuola Maria Luigia. Anche la prima squadra maschile del Rupinaro Sport ha iniziato gli allenamenti in vista dell'inizio del campionato di terza categoria.
Era l'ultima notizia, si conclude il nostro telegiornale, l'appuntamento con l'informazione domani mattina alle 7:30 con il buongiorno di Telepace condotto da Marco Revello e poi il telegiornale alle 12:45. Per tutti gli altri aggiornamenti invece continuate a seguirci sul sito www.teleradiopace.com. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di serata, arrivederci.